Che bilancio si può fare, che il quadro emerge del Veneto in questo anno e mezzo sotto il profilo dei vari reati, ma anche sotto il profilo del vostro impegno? Lei sottolineava, insomma, la parte buona che non esclude la parte cattiva. Sì, sicuramente sono due elementi che possono sicuramente andare di pari passo, no? Si tratta soltanto di impostare un'analisi. Allora, io parto da quelli che sono i risultati nostri come Guardia di Finanza in Veneto, che sono sicuramente molto significativi e sono anche costanti. Cioè, noi ogni anno facciamo un po' un riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, no? E cerchiamo di mantenere gli stessi livelli e riusciamo a mantenere gli stessi livelli quantitativi e qualitativi di controllo. Questo appunto dà un'indicazione di come si possono muovere i fenomeni anche illegali nell'area geografica di riferimento. Il Veneto non è purtroppo esente, così come altre regioni, da alcune tematiche sia di carattere evasivo, quando parliamo di evasione fiscale o di spesa pubblica non sempre corretta in alcuni ambiti, oppure sulla contraffazione o lo spaccio di sostanze stupefacenti o la sicurezza più in generale. Però diciamo che è una regione che sicuramente funziona molto bene e il nostro appunto obiettivo è quello, attraverso i risultati da noi conseguiti annualmente, di poter ancora più far migliorare la gestione in termini generali di questa area geografica. Parlando di evasione fiscale, parlava di un 9% in Veneto, che però resta una regione virtuosa rispetto all'evasione italiana. Sì, purtroppo il problema dell'evasione fiscale è un problema un po' costante, no? In Italia ogni anno se ne parla, soprattutto quando è necessario magari attuare alcune manovre o parlare della tematica se sia corretto o non corretto ridurre la tassazione e la pressione fiscale. Purtroppo tutte le regioni italiane soffrono un po' di questo male, cioè l'evasione fiscale è una tematica presente ed è presente anche in Veneto. Sicuramente se noi guardiamo il livello statistico rispetto a quello che è il prodotto interno lordo, quindi la produzione di reddito del Veneto, la percentuale di evasione, pur essendo consistente, è sicuramente inferiore a quello che potrebbe essere. Per cui il Veneto, diciamo, sotto questo profilo è una regione abbastanza virtuosa. Ma allora, noi abbiamo diverse indagini, abbiamo concluso indagini e diverse indagini sono in corso. È chiaro che il tema dell'infiltrazione criminale è un tema anche questo comune. È ovvio che quando più c'è ricchezza, tanto più ci può essere il pericolo di un tentativo di aggressione e di infiltrazione. Diciamo, la situazione vede la presenza sicuramente di indagini e di episodi di questo genere, quindi sicuramente riciclaggio, sicuramente tentativi di infiltrazione, ma il presidio è anche molto forte. E sottolineava prima la richiesta da parte di alcuni commercianti del centro storico di Venezia, se ho capito bene, di controlli, perché insomma ci sono dei tentativi, non dico di estorsione, ma di questo genere? Sì, ho avuto anch'io personalmente richieste di questo genere, cioè l'idea di poter essere più presenti dà appunto una maggiore sicurezza, un maggiore livello di sicurezza percepita. Ed effettivamente ritengo che sia un aspetto positivo che cittadini comuni o commercianti possano avere come punto di riferimento uomini in divisa o uomini e donne in divisa per la sicurezza di carattere generale. Ci sono stati segnalati alcuni episodi di tentativi di estorsione non violenti, ma chi ha l'occhio allenato, come sono magari i commercianti, a poter discernere, no, tra i vari possibili e potenziali clienti, in qualche caso ci hanno segnalato motivi di allarme. La Guardia di Finanza e anche la Polizia del Mare, che tipo di interventi fate? Insomma, siamo al porto di Venezia, è un porto di una certa importanza. Sì, allora diciamo che effettivamente, come giustamente lei dice, siamo la Polizia del Mare, quindi svolgiamo funzioni di polizia e di sicurezza in mare. Per fortuna qui nel Veneto non ci sono dei grandi fenomeni come ad esempio l'immigrazione che colpisce più le regioni del sud. Quindi la tutela che viene svolta in mare è innanzitutto una sicurezza di carattere generale con riferimento proprio al transito dei mezzi nell'ambito della laguna e nelle acque territoriali.
ma poi si controllano tutti i traffici che possono riguardare il contrabbando di prodotti petroliferi, il contrabbando di prodotti ittici, il contrabbando di sostanze stupefacenti, la irregolarità doganale, ad esempio, nelle acquisizioni delle imbarcazioni da diporto o per altre finalità. Si parla anche di carenza di organico. Sì, ma un po' siamo al di sotto, cioè chiaramente tra organici effettivi c'è una piccola forbice legata soprattutto al fatto che tanti anni fa si potevano fare arruolamenti molto più consistenti che una volta, diciamo, terminato il periodo, quindi con i collocamenti in congedo, non è stato possibile immediatamente ripianare. Quindi siamo più o meno nell'ordine di un 10% in meno rispetto a quelli che dovremmo essere. Chiaramente anche qui è una media, per cui alcuni reparti sono più vicini al pieno organico, e sono gli reparti che sono più impegnati sul profilo investigativo, come ad esempio i grandi nuclei, dove si tende chiaramente a non avere degli spostamenti proprio perché sono i reparti che fanno anche i maggiori risultati, laddove magari qualche reparto più periferico si può anche accettare di avere qualche carenza in più, vista la differenza di importanza del servizio. La Venezia, data la sua economia, vive una situazione particolare rispetto al Veneto per evasione, riciclaggio, queste attività spesso gestite da stranieri, quindi è molto difficile poi tornare, diciamo, arrivare alla fonte. Ma tutte le indagini direi che sono complicate, purtroppo non è così semplice come a volte si dice, no? Che basta fare qualche incrocio di dati per arrivare al risultato. E qui è lo sforzo molto importante che stiamo conducendo, è quello della conoscenza la più specifica possibile, la più approfondita possibile di tutti i fenomeni economici e non economici che caratterizzano questo territorio. È chiaro che quando parliamo di infiltrazioni o di soggetti che tendono ad avere un carattere di transnazionalità diventa ancora più complessa l'indagine, però ormai da molto tempo, ma direi da sempre, la caratterizzazione delle indagini finanziarie è proprio quella della transnazionalità. Se pensiamo appunto ai principi che sono stati anche elaborati dai magistrati palermitani, no? Come Giovanni Falcone, no? Sul seguire i flussi finanziari, e questa è una funzione specifica della Guardia di Finanza, che quindi riesce a svolgere indagini anche di carattere transnazionale. È soltanto una questione di un tempo un pochettino più lungo, ma ci si arriva al risultato finale. 150 anni del corpo, com'è cambiato? È sempre un problema di visibilità? Ma allora, il corpo è cambiato moltissimo, direi non soltanto in 250 anni, ma direi anche in 40 anni, no? E dico 40 anni essendo appunto poco più di 40 anni che vesto questo uniforme. Chiaramente, come tutte le organizzazioni, c'è un desiderio, un tentativo di migliorarsi, di evolversi. Quindi sicuramente sono cambiati tantissimo i mezzi, se voi vedete, ad esempio, soprattutto l'apparato aeronavale, abbiamo veramente delle unità molto molto performanti, molto tecnologicamente avanzate, che ci consentono di svolgere indagini veramente molto molto importanti. E anche sotto il profilo dell'informatica, l'informatica gestionale, addirittura ormai siamo arrivati allo step dell'intelligenza artificiale per svolgere le nostre investigazioni. E poi una proiezione internazionale importantissima, basti pensare che siamo presenti con ufficiali cosiddetti esperti presso 27 nazioni estere, e copriamo oltre 60 paesi stranieri per lo scambio di informazioni in materia economico-finanziaria. Allora anche qui in termini generali sicuramente il lavoro nero è un problema che investe determinati settori, e anche qui svolgiamo tutta una serie di interventi perché ovviamente sia per la tutela dei lavoratori ma anche in termini più ampi per una questione proprio di sicurezza economico-finanziaria. Ma io direi che sostanzialmente sono stabili, ecco, non abbiamo osservato fenomeni con particolari picchi, però l'obiettivo di una forza di polizia moderna è quello di conoscere nel modo migliore possibile il territorio e quindi arrivare anche a distinguere tra settori economici in base a quelle che sono appunto le caratteristiche. Se si vuole tutelare un po' il Made in Italy, ma non soltanto il Made in Italy, ecco, qualche tempo fa in una conferenza molto importante qualcuno ha detto Made in Italy
qualcosa di buono, made in Veneto è ancora meglio, no? E io ci credo, cioè nel senso che c'è una imprenditoria talmente brava, no? Talmente di qualità, e secondo me va tutelato il marchio, vanno tutelati i prodotti. Allora che cosa succede? Che a volte vediamo vendere dei prodotti che non sono prodotti genuini e che magari hanno anche lo stesso costo di un prodotto genuino, ad esempio un pezzo di vetro che arriva da qualsiasi altra parte del mondo, e magari il turista non sa che con gli stessi soldi può comprare un qualche cosa di prodotto qui, no? A livello locale, magari dai nostri maestri. E allora forse sotto questo profilo bisognerebbe anche evitare di dare certe autorizzazioni, perché questo consentirebbe al commercio sano di crescere. Qui non sto parlando di abusivismo. E in certi posti che sono significativi, Venezia è tutta significativa, però ha alcune aree ancora più significative, come i ponti di Rialto, come San Marco o la stessa piazza Roma, che non è importante ma è l'ingresso della città. Ecco, forse lì bisognerebbe fare in modo che ci sia una maggiore presenza del commercio, dell'artigianato locale, per essere ancora più valorizzato. E chiaramente non sto parlando di abusivismo, che va ovviamente combattuto. Abbiamo quindi anche il gruppo della bancarella, centro al ponte. Certo, questo sicuramente. Cioè è una questione anche un po' di immagine, no? Una questione un po' di immagine. È ovvio che il turista magari si accontenta di comprare quella maschera, quel piccolo souvenir, però diciamo non sa che con gli stessi soldi potrebbe andare in una bottega artigiana e comprare un prodotto certificato e che valorizza ancora di più la funzione economica di questa area.